L'estate non è ancora finita, ma la stagione di eccellenza per Rosmarino e Milazzo è già iniziata in questo ultimo giorno di agosto. Al Fresina di Sant'Agata di Militello si gioca l'andata dei 16esimi di finale di Coppa Italia, debutto storico per i Granata di Biagio Tommasi nel massimo torneo regionale, un debutto amaro però perché i Mamertini di Bognanni passano per 1-0. Approccia bene la squadra rossoblu che la potrebbe sbloccare subito con Cari, ma Sendini è decisivo nel suo intervento in uscita a mandare in angolo e dal successivo corner la Spada, libero di colpire a centro area di testa, non trova lo specchio della porta. Il bersaglio gli ospiti lo centrano invece al 12esimo quando Cassaro di testa mette alle spalle di Sendin l'angolo del solito gatto, firmando la prima rete ufficiale del Milazzo. La Rosmarino si affida allora al suo uomo di maggiore esperienza per pervenire al pareggio, ovvero Santino Biondo, che al 19esimo si vede negare la rete del pareggio da un super intervento di Piccioni. Poi il Milazzo si riporta in avanti, ma la Spada al 23esimo e il Cobra Cari al minuto 46 non riescono a firmare la rete del raddoppio. La ripresa si apre subito con un tentativo per parte, prima il Milazzo con la Spada che in aria si gira e calcia trovando la deviazione in angolo di Ghirardi, e poi la Rosmarino sul ribaltamento di fronte risponde con il solito Biondo che calcia di poco a lato. Al 56esimo è però la formazione mamertina a rendersi minacciosa con la conclusione mancina dell'Exigia Virtus Locantro che sfiora la traversa. Al 68esimo sono invece i locali ad avere la chance per il pareggio, ma prima un super Piccioni dice di no al destro di Indume sulla ribattuta. Biondo da pochi passi non inquadra lo specchio della porta. Nel finale la Rosmarino tenta l'assalto disperato e al 91esimo il portiere Piccioni e la traversa negano a Galati la gioia del pareggio. Finisce 1-0 per il Milazzo, bene comunque la squadra di casa. Il ritorno domenica 8 settembre al Marco Salmeri di Milazzo.